non me la farete passare la voglia di parlare di calcio, di posizioni medie, delle cose belle che si sono fatte, anche se mo ci dicono no, non sono indagati quelli dell'Inter, Rocchi se lo faceva per fatti suoi, bussare e poi mandava gli arbitri che preferiva lui, magari non che preferiva l'Inter. Lasciate un like perché io vi devo parlare di Elmas, e non per Elmas nello specifico ma per Giovane, che secondo me sono un po' in affanno perché un po' dico lagga tutto, prendo lo scavetto, dove sta? E se vi iscrivete al canale siamo tutti più contenti. Se lagga, l'importante è che sentite la mia voce e che potete vedere queste posizioni e queste cose. Allora, che bellezza. Prima cosa da far vedere, la posizione di Gutierrez in mezzo al campo. Lo fa ancora meglio secondo me di Spinazzola, perché lo fa anche senza palla. Spinazzola invece vuole il pallone e poi si accentra col pallone, e lì forse, se vogliamo, togliamo un po' di spazio a Alisson Santos, che deve rimanere nell'1 contro 1, si avvicina e resta largo, quindi già molto bello. La giocata codificata che abbiamo visto anche quando c'erano Neres, quando c'era Vergara, insomma i sottopunta di Højlund che partono quando parte la palla per Højlund. In questo caso la fa McTominay. Olivera vede il filtrante per Politano e già qui McTominay parte a tutta velocità. Ci sarà un doppio passaggio, non è palla su Højlund per poi l'inserimento del centrocampista, ma palla a Politano per Højlund, e Højlund fa una cosa bellissima, perché nel frattempo è arrivato McTominay. Højlund di prima non è che la controlla, fa spalla a spalla Baschirotto, di prima di tacco, ragazzi, di prima di tacco da questa palla con i giri giusti a McTominay, che poi arriverà davanti a Odero, proverà lo scavino. McTominay non so che ha, è uscito dal fuoco completamente, voleva segnare 3-4 gol, c'è stato anche un po' di egoismo, un po' di sano egoismo, quello dove arrivi al tiro perché sei meglio posizionato. Quello del rigore onestamente mi è un po' dispiaciuto, perché Giovane meritava, per l'atteggiamento con cui è entrato in campo, di segnare un gol. Quello che poi è il primo gol, cioè quello di McTominay, parte da McTominay e finisce con McTominay, in questo caso il triangolo semplice tra virgolette. McTominay dalla posizione di mediano trova De Bruyne in questa zona, che controlla e se la porta avanti. McTominay da qui fa partire la sua corsa e arriva a ricevere questo passaggio di De Bruyne, che è un passaggio semplice per lui, però non è che gliela dà qui, capite? È il darglielo sulla corsa, è un pallone che viene dato qui mentre tutti stanno correndo, si libera quello spazio, Højlund si toglie da mezzo per portar via. Che belle. Come fate a dire che non è bello? Come fate a dire che non ci sono idee? Come fate? Non lo so, tutto ciò è bellissimo. Adesso occhio, perché l'Inter deve retrocedere. E poi è bellissimo anche il controllo di sinistro di McTominay, un controllo in avanti e il tiro secco che finisce tra le gambe di un difensore e poi nel gol. Bentornato Rachmani. Anche qui il lancio questa volta è diretto su Højlund, e vi devo far notare un'altra cosa qua. L'abbassarsi di De Bruyne si porta dietro il Luperto, che lo deve seguire un pochino, perché i sottopunta che si muovono ti scompaginano quelli che possono essere i difensori centrali, quindi si lascia Højlund nell'1 contro 1, Højlund si gira, riesce a trovare lo spazio, fa fuori Baschirotto e qua tirerà di poco fuori, il gol arriverà dopo. Qui su questa deviazione secondo me il pallone poteva anche, questa è la direzione del pallone, poteva anche finire in porta, ma ovviamente la deviazione è abbastanza pesante. Io ci sono rimasto male, anche Højlund l'ha detto sui social, ma perché non mi avete dato i gol? Perché il fantacalci è così. È così, non ho capito perché il Cagliari è 2-0 per il Cagliari e poi mo stanno 2-2 e non lo so, ma io priorità un attimo al Napoli, se permettete. Qui il lancio glielo fa Politano, il 3-0 arriva da De Bruyne, McTominay fa una cosa senza senso, però la palla viene recuperata da un ottimo Olivera, che ha giocato un braccetto destro e che l'ha fatto molto bene. Posizione assolutamente inedita, tutti sul pezzo, mentalizzati, si può andare anche oltre i propri limiti, e grande partita di Olivera. Poi ovviamente tu puoi preparare quello che vuoi, ma se sul cross di Alisson Santos McTominay non fa questa cosa in acrobazia da Ibrahimovic Prime, insomma lui ci ha abituato, è uno di quelli che riesce a utilizzare il suo corpo in maniera quasi sovrannaturale. Palla presa in spaccata così, che viene rimessa in mezzo, ed è bravo De Bruyne poi
ad andarla a soffiare a Malé in mezzo all'aria, e gol semplice per De Bruyne, che però mi fa urlare nel traffico. Nel secondo tempo, questo lo dico a beneficio di quelli che ogni tanto, c'è stato un amico bellino che mi ha scritto in privato, dice: io non la sopporto più questa palla lunga su Højlund sempre. Non la facciamo sempre, anzi vogliamo partire da dietro. Più volte siamo partiti da dietro, qua addirittura sul calcio d'inizio Savic non lancia, riceve il pallone nella sua area e la dà direttamente a Buongiorno. Alisson significa anche avere un motorino che si riesce a fare tutto il campo in velocità ed ha la forza fisica di farlo e di non perdere la lucidità poi davanti al portiere. Questo in teoria potrebbe essere un assist di Milinkovic-Savic che gliela dà. In questa zona Alisson si fa tutto il campo e segna. Nella schermata precedente McTominay è dietro Alisson, ma Alisson nel frattempo che arriva al tiro, McTominay è arrivato qua. Vi rendete conto di quanta voglia, di quanta volontà, di quanta applicazione e anche di quanta tenuta fisica hanno tenuto sti ragazzi nella partita? È arrivato McTominay per allargare ancora di più un altro avversario. Nel frattempo dall'altra parte Højlund si è allargato per portarsi via il suo, e quindi 1 contro 1 con Lupetto, e Alisson punta il primo palo come spesso fa. Audero accenna la parata dall'altra parte, ma non è detto che si debba sempre tirare a giro sul secondo palo. Tiro secco e ci piace così. Questo passaggio di Kevin dietro di me, da qua, tutto a posto, per la corsa di McTominay, che poi la metterà in mezzo e non ci arriva di un soffio Højlund. È spettacolo. È spettacolo puro, e come vedete sì, lo puoi mettere sotto punta De Bruyne, lo puoi mettere mediano McTominay, ma nella partita se li vuoi scompaginare, uno si abbassa, l'altro si inserisce, è una meraviglia, i famosi fari spenti. Qui vi faccio vedere che Giovane poteva probabilmente fare questo tentativo magari di esterno sinistro nelle mie fantasie per questo inserimento possibile di Mazzocchi, ma vi devo far capire che già qua c'è Elmas punta. Quando Giovane entra al posto di Højlund e si mette punta, però già lì in alcune fasi, visto che in pressing il Napoli si mette con De Bruyne e Giovane a fare le due punte che vanno a pressare i difensori, a volte ci siamo già trovati con De Bruyne falso 9 e Giovane un po' più indietro. Secondo me Giovane di istinto ama di più stare nella zona Neres, nella zona Vergara, per toccare più palloni invece di stare al centro dell'attacco. Quindi già in questo caso vediamo che Giovane si allarga e va a prendere il suo posto Elmas, che se andiamo a vedere le posizioni medie ha giocato puntissima. Bel tiro di Gilmour, che arriva anche lui di gran carrera, qua grande parata di Audero, il colpo di testa di Rachmani che finirà sulla traversa, e questo è lo screenshot dove io mi faccio ingannare, e comunque era corretto quello che vedete, cioè Elmas lo lascia a Giovane, solo che Giovane non aveva tenuto presente che in campo c'era anche McTominay, e lì si sono sentiti i galloni, insomma, di uno che ha più leadership, che ha più importanza nello spogliatoio. Se McTominay si piglia la palla, tu Giovane che sei arrivato da poco non te la puoi prendere dalle sue mani, mentre Elmas fa proprio la faccia, fa proprio così, sì, battilo tu, non c'è problema. Se l'era guadagnato anche lui, perché il tiro Giovane è stato il suo, che è stato parato da, non mi ricordo se Grassi, e qui lui ci ha provato insomma a parlare, che se posso tirare io cose, evidentemente o teneva una scommessa con se stesso, devo fare 2 gol per forza, e purtroppo non è andata bene. Qui hanno chiamato fuori gioco, cioè io non dico assai, no, del dubbio, vabbè, ma sono proprio le linee il colore del campo di 2 colori diversi, cioè come può essere con il guardalinee, vabbè, gioca giù. Però veramente voglio sottolineare, perché noi ci troviamo un Alisson in grandissimo spolvero, perché subito ha avuto un grande impatto e adesso ha fiducia nei suoi mezzi. L'allenatore gli ha detto devi puntare, mi fido, vai. È peggio se sei timido, invece puoi fare. Vorrei dare la stessa occasione anche a un Giovane che, come vedete, perde una palla, viene in difesa in zona Mazzocchi a recuperarla. Insomma, se avesse anche l'opportunità di sbloccarsi e di fare qualcosa, è meglio anche per avere più fiducia l'anno prossimo, perché comunque questo è un acquisto che abbiamo fatto e che dobbiamo pagare. Quindi dai, la samba brasiliana, il gioca joué, il gioca bonito. E anche qui a sottolinearvi la posizione del brasiliano,
col McTominay che sta in supporto di Elmas, che ha giocato effettivamente punta centrale, e valli a marcare quando fanno tutto ciò. Vai. Quindi voi lasciate i like, che io cambio scavetto per portarvi le pagelle, ma prima non ha funzionato. Ecco, faccio sparire il cantafalcio. E guagliù, troppo bello. Guardate le posizioni medie del Napoli, con Alisson che sta molto avanti, finisce praticamente più avanti di Højlund. Questa è la posizione del McTominay, come mi ha suggerito anche Valentina, il Silky number 10, cioè la sua posizione originale di quando era ragazzino ed era anche più snello e faceva il numero 10, insomma setoso tra gli avversari. Adesso ci arriva di forza, ma questa è la stessa posizione media che lui ha avuto anche con la Lazio, anche se era nominalmente sottopunta. Tenete presente questo numero 8, guardatelo bene, partita con la Lazio, vedete che sta qua, spostato, leggermente defilato sulla sinistra, ma sempre quello vicino al cerchio di centrocampo. Quindi occhio a scoprire l'acqua calda con Conte, ma quando poi andiamo a vedere le sostituzioni ci accorgiamo di un Elmas più avanti di tutti, con un Giovane che finisce a fare quella posizione là, che è un po' la posizione che abbiamo visto di Neres, di Vergara, di De Bruyne. De Bruyne partita a tutto campo, così come Scott, Lobo più dietro anche per far partire l'azione, Politano, il Gutierrez vedete come tocca tutte le zone, non sta solamente a toccare la linea, perché lo deve fare di più Alisson Santos. È molto interessante e non mi avrete mai se mi volete dire che non è calcio, che non ci sono idee, è veramente avvilente quando sento queste cose. Pagelle belline, ma ci spostiamo dall'altra parte, giriamo il telefono, lo spostiamo così, ecco qua, più bello. Savic non fa parate difficili, ma fa parate e fa un'uscita alta, insomma c'è stato addirittura un retropassaggio di petto di Gutierrez, insomma attento, senza problemi. Molto bene Olivera in questo ruolo non suo, anche rivedendo la partita e non solo gli highlights è stato molto attento in quella zona, anche partecipando all'azione offensiva. Rachmani, bentornato Amir, non ci lasciare più perché ci sentiamo molto più protetti. Si può spingere un Olivera quando poi ti resta un Amir con un buongiorno dietro e ce ne hai sempre due a copertura. Bene, 7. Premio Micio a Politano, che si è visto meno degli altri, abbiamo attaccato di più dall'altra parte, però uno dei lanci va a buon fine, quello là per il gol di Højlund che tolgono a Højlund. Politano 6. Premio Oriali va a McTominay, anche se io lo toglierei per quel rigore, mi è dispiaciuto assai per Giovane, penso si sia capito perché lo meritava, però è un castigo di Dio, sta come un pazzo, è meraviglioso. 6 più per Lobotka, anche lui potrebbe tirare un po' il fiato, anche perché abbiamo visto un Gilmour sul pezzo. 6,5 per Buongiorno, nessuna preoccupazione. 7 più per Højlund, anche lì merita voti alti perché poi fa delle cose anche tecnicamente apprezzabili che molto spesso i tifosi non vedono e mi dispiace. Piace, lo abbiamo chiesto ad alta voce la presenza di Gutierrez, se non è con Spina, se è con Politano, un posto lo deve trovare sto ragazzo. 7,5 per un De Bruyne meraviglioso, che non esce negli highlights, ma se avete visto la partita le avete viste le corse all'indietro, il pressing feroce anche sul portiere. Anche sul 4-0 tutto il Napoli andava a riaggredire con una certa verve, e non è facile sul 4-0 perché ormai la partita è chiusa, e invece no, manteniamo il clean sheet, vediamo se possiamo farne un altro, e De Bruyne è l'esempio di tutto questo. Esplosivo, si diverte, ci fa divertire, è tutto quello che speravamo fosse Lang e che non è stato. Benvenuto Alisson Santos. 8 meno. Mazzocchi ha avuto la possibilità pure di tirare, ci è arrivato col piede sbagliato, però anche lui ha dato una mano nel finale. 6,5, così come Beu, che ma è bene che li metti dentro, sono proprio contento delle sostituzioni di Conte. 6,5 Giovane, vedi, gli amici bellini hanno apprezzato l'ingresso del ragazzo che ha giocato un po' a tutto campo, che il tiro ce l'ha ed è effettivamente un vice Neres, è quella la sua zona. Poi ovviamente venendoti a mancare un Lukaku, lui si sacrifica, si butta anche in avanti, però secondo me dà il meglio di sé un po' più dietro. Gilmour arriva anche al tiro e dimostra di starci benissimo in questa squadra. 6 più per Elmas, lo sfizio è che chi è che gli ha dato 10? Siete sempre esagerati anche in positivo. Punta centrale,
fatto anche questo, con la voglia, è entrato su una partita chiusa, comunque con la voglia di attaccare, bene. E 7,5 a conto, non si può dire niente, penso, no? Stavolta non si può dire sì, ma la Cremonese è scarsa, vabbè, e allora avete sempre ragione voi. Al Piccione gli diamo 6+, Doveri... non è banale che dia quel rigore che è ovviamente nettissimo, perché le braccia fa proprio una parata, un bugger, reverse bugger, però sul 4-0, sul 3, magari uno avrebbe potuto anche non dare, eccetera eccetera, invece si dà per la coerenza di un arbitraggio che, anche se sono i rigori sullo 0-0 che sono quelli più pesanti, ma prendiamoci quello che io ritengo, insomma, può fare degli errori, ma Doveri credo sia il migliore che c'è in Italia. Se è vero quello che ci stanno dicendo i giornali, che Doveri non era molto apprezzato dall'Inter e che preferivano Colombo, me lo spiego, perché Colombo... Doveri! Sembra quasi che sai, poco. Allora... è uno di quelli che deve fare carriera. Doveri è arrivato alla fine del percorso, me lo spiego. Però dobbiamo aspettare il corso, lasciate un like, il corso delle indagini e tutto, perché adesso stanno dicendo che non ci sono indagati sull'Inter, però ho letto anche che l'inchiesta è partita prima di quella lettera di Rocca, cioè non è quello che ha fatto scaturire poi, è partito molto prima, quindi usciranno molte cose, noi dobbiamo stare solamente lì con le orecchie aperte, con gli occhi spalancati e capire quello che succederà. C'è un vuoto di potere pazzesco per quanto riguarda la gestione degli arbitri, se la faranno sempre tra di loro perché si devono autoproteggere, perché è inevitabile, levi Rocchi, metti Orsato e secondo voi cosa cambia? Secondo me cambia ben poco. Importante sarebbe almeno cominciare a dire le cose come stanno, in modo tale che non è che facciamo giusto le faide tra tifosi che hanno toccato la mia squadra quindi è tutto falso, oppure no, non esiste la malafede, perché non deve esistere? Può esistere la malafede, e se poi ti viene un altro dubbio, dici no, ma vuoi vedere che invece lo stanno facendo perché vogliono togliere da mezzo Malagò prima ancora che si insedia? Questo l'ha detto Umberto Chiariello. Ma non è che si sta facendo tutto questo perché l'attuale governo vuole mettere le mani sul calcio italiano e il vero obiettivo è far fuori Malagò? Vi lascio con questo interrogativo, io qualche sospetto ce l'ho. Bacchettandoci, noi continuiamo a essere bacchettati da Umberto, perché come ci permettiamo a mettere in dubbio un sistema dove poi l'Inter ha perso? Il fatto che l'Inter non abbia vinto lo scudetto non significa che non c'era un sistema in posizione, in place, quindi quello non mi basta per poi dire Marotta non conta niente, non ha potere. Mi fa sorridere, ma mi fa ancora più sorridere che io non posso avere sospetti sugli arbitri, tu puoi avere sospetti però che stanno facendo tutto questo per Malagò, che non è gradito da Lotito, quindi tutto questo movimento, lui c'ha il dubbio, e ho dubbio non lo posso tenere pure io? Sì, lo posso tenere. Fatemi vedere se l'Atalanta recupera, perché il fantacalcio diventa 3-2 per il Cagliari. Borrelli, ma che significa? Vedi? Borrelli, roba politica così, da New York. Valerio Fruto è tutto, vi devo salutare subito perché devo fare l'editing, sennò che ha struzzato lo gioca giù e non viene bene, e va bene così. Il bacio, l'abbraccio, i like, l'hype, la campanella, il canale Telegram in descrizione, tutto sempre gratuito per la gioia di parlare di calcio, perché domani c'è la Champions.